Un ciao a tutti da Igor Pezzi, proprio da dove mi trovo, dal palco dello Show Rondeau. Avrò l'onore di presentare lo Sport in Festa, questa importante manifestazione il 29 luglio e il 5 di agosto a partire dalle ore 15. Tanto sport, tanti atleti a livello regionale, ad alto livello regionale e addirittura tanto gioco e tanta convivialità assieme. Assieme anche un amico di sempre, al testimonial di questo importante evento qui al Città Fiera, Michele Antonutti. Quindi ve lo ripeto, 29 luglio, 5 agosto a partire dalle ore 15, mi raccomando non mancate perché ci sarà molto divertimento per tutti. Ciao! Buongiorno a tutti, sono Marco De Toni, l'organizzatore di questa festa dello sport che si terrà a fine luglio e inizio agosto. Siamo qui al Città Fiera, una bellissima location a Martignacco. Siamo in presenza del dottor Bardelli, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Oggi abbiamo chiesto la presenza del dottor Bardelli perché? Perché volevamo sapere da parte sua cosa ne pensa di questo evento che avvolge non solo la città di Udine ma anche tutta la regione. Indubbiamente è una iniziativa lodevole. Noi come Città Fiera ci teniamo a essere al servizio del territorio e ospitare anche eventi che coniugano l'eccellenza con lo sport e quindi siamo onorati di ospitarlo qua. Pensiamo che sia un'ottima idea. Ci fa molto piacere. Un'altra domanda che volevo riservarle, cosa ne pensa lei? È possibile avere un connubio tra lo sport e l'imprenditoria oggigiorno? Diventa sempre più importante perché voglio dire, lo sport ha bisogno di mezzi e gli imprenditori quando possono, questi sono momenti difficili, hanno sempre aiutato, voglio dire, lo sport. Ci sono sport di eccellenza, sport di base. In questo caso è un esempio di collaborazione, insomma, no? fra un'impresa come quella di un centro commerciale e un giocatore come quello che insieme a voi sta organizzando questa festa. Ne colgo perché mi ha anticipato appunto questa bellissima notizia che l'ospite speciale di questa manifestazione è un atleta della nazionale di basket, è stata anche una bandiera per la Snyder Udine, che è Michele Antonutti. Cosa ne pensa? È orgoglioso e felice di avere un ragazzo di Colloredo di Prato, quindi regionale, che partecipa a questo evento con grande entusiasmo e grande importanza? Direi di più, io ritengo che sia doveroso per un imprenditore friulano come me in qualche modo fare quello che può per dare visibilità a uno sportivo friulano d'eccellenza come lui. Quindi è un dovere aiutarci fra friulani. Noi siamo noti per il nostro motto di Bessoi, da soli, ma se imparassimo a fare più sinergie, a valorizzarsi reciprocamente, probabilmente riusciremo a ottenere in questo mondo globale dei successi maggiori. E questo è un piccolo inizio, un piccolo esempio di come si dovrebbe fare in futuro. Sono molto contento di questo. Che dire ad aggiungere a tutto ciò? Vi aspettiamo numerosi in questo evento e soprattutto ringraziamo il dottor Bardelli per partecipare con noi, per dare un grande e importante messaggio ai giovani, agli imprenditori. In friulano, mai molar. Un saluto a tutti quanti. Grazie. Salve. Siamo appunto con il direttore per farle alcune domande su questo importante evento che si terrà il 29 di luglio e il 5 di agosto a partire dalle ore 15. Un'importante manifestazione sportiva dove il protagonista, il testimonial è Michele Antonutti, dove però saranno protagoniste anche tantissime società e attività sportive. Alcune domande quindi al direttore. Caro direttore, cosa ne pensa di questo grande evento, di un evento così importante? Io credo che sia un modo per qualificare anche la nostra attività. Noi non vogliamo essere solo un centro commerciale, vogliamo essere anche un punto di incontro, un punto in cui si può anche sviluppare una serie di attività, comprese quelle sportive. E quindi noi siamo ben contenti di ospitare questa iniziativa che ha un carattere secondo noi molto forte e molto importante. Benissimo, in questa manifestazione, come detto poc'anzi, ci saranno tantissime attività, tantissime squadre, tantissime società sportive friulane che interverranno e intervengono proprio attivamente su questo importante evento. Di tutto questo, di tutto ciò, cosa ne pensa? Noi abitualmente ospitiamo durante le nostre attività varie società sportive, varie attività, palestre, quindi attività che occupano un po' il tempo libero e si occupano di sport. Quindi credo che questo sia un momento ancora più importante, visto l'intensità, visto la qualità, visto l'entità anche delle società che parteciperanno a questa iniziativa. Credo che sia davvero un momento quasi che conclude, diciamo così, almeno
un primo periodo del 2011. Poi continueremo ovviamente fino alla fine dell'anno sempre con attività sportive. Le faccio ancora l'ultima domanda, come si potrebbe aumentare l'attività commerciale unendo anche lo sport, facendo intervenire anche lo sport? Beh, noi intanto ci stiamo organizzando aumentando la dimensione del centro commerciale Città Fiera, quindi avrà un suo sviluppo nei prossimi anni, quindi opportunità di spazi, di superfici ci sono. Spero che anche gli imprenditori abbiano qualche idea importante da poter realizzare. Lo sport può essere un ambito interessante anche di sviluppo. Purtroppo il tempo libero è sempre meno, però credo che alcune attività possano essere meglio gestite o quantomeno incrementate anche per il futuro. Benissimo, ringraziamo il direttore del centro commerciale Città Fiera, Fernando Bellini, la ringraziamo, è stato molto disponibile, grazie. Grazie a voi. Ci vediamo quindi il 29 luglio, lo ripeto il 5 agosto a partire dalle ore 15 qui alle Città Fiera, grazie. Siamo con Marco De Toni, rappresentante della Tejas, una delle agenzie che coorganizza questo importante evento assieme alla Touch of Class e Radio Latte Miele e ovviamente Città Fiera che ci ospita. Perché abbiamo scelto il Città Fiera? Città Fiera, parliamo di una location, passatemi questo termine inglese che oggigiorno è un po' di moda, perché quest'anno sono 19 anni di attività da quello che era l'ex lavoratore Fiera, come si chiamava, e il prossimo anno festeggerà i 20 anni di attività. E io penso che sia la rappresentazione massima dell'imprenditoria friulana, non solo per le capacità dei negozi che lo compongono, perché sono negozi che vanno dai bambini anche agli anziani, quindi ce n'è per tutti, ma anche per l'accoglienza che ha, quando piove, quando ci sono spettacoli, quando ci sono eventi come questo, cioè è per tutti. E possiamo solo che augurarci che questo Città Fiera sia ancora, il prossimo anno per i 20 anni, ancora più importante, ancora più grande. Ne siamo certi che lo sarà. Prima di salutarti Marco assieme ricordiamo ovviamente le date di questo importante evento, cioè il 29 di luglio, il 5 di agosto, durante le ore pomeridiane a partire dalle ore 15. Grazie Marco. Eccoci ritrovati, siamo con il testimonial di questa importante manifestazione, 29 luglio, 5 agosto dalle 15 del pomeriggio. Siamo con Michele Antonutti. Ciao Michele. Salve. Dietro questo progetto c'è stata una proposta, hanno richiesto la tua immagine, hanno richiesto il tuo nome, hanno richiesto la tua figura come testimonial. Ne sei onorato, scusami, che cosa ne pensi di tutto ciò? Ma per me è sicuramente un onore pensare che in Friuli per un evento così importante venga scelta la mia immagine, mi fa sicuramente orgoglio e tanta voglia di partecipare in questo grande evento che secondo me merita di essere seguita. Bene. Facciamo due abbinamenti, lo sport e la friulanità. Molte società, molti atleti friulani saranno protagonisti assieme a te in questo importante evento. Cosa ne pensi di tutto questo? Ma sicuramente sarà un bel momento di incontro perché ci saranno vecchie glorie, persone che hanno fatto veramente la storia del Friuli Venezia Giulia in varie discipline. Non ci sarà la pallacanestro e basta, ci sarà l'atletica, il ciclismo, le arti marziali, il fitness, quindi sarà un grande momento di festa proprio del centro commerciale e dello sport. Il discorso della friulinità fa piacere vedere che il Friuli, che è una piccola regione, ha veramente grandi persone, grandi atleti che stanno facendo un gran lavoro in tutta Italia. Michele, devi dirlo, il 29 luglio e il 5 di agosto cosa succede? Vai! 29 luglio, 5 agosto, festa dello sport. Ciao, sono Gregory Dell'Angelo, rappresento la Touch of Class Eventi e vi aspetto il 29 luglio e il 5 agosto allo Sport in Festa al Città Fiera. Ciao, sono Paolo Viola. Sono qui piacevolmente a invitarvi ad un evento che è Sport in Festa, che si svolgerà a Città Fiera il giorno 29 luglio e 5 agosto. Ciao, sono Giampiero Savio. Vi aspetto numerosi e vi invito tutti all'evento Sport in Festa al Città Fiera. Ciao, sono Lorenzo Bettarini, venite tutti al Città Fiera dal 29 luglio al 5 agosto alla Festa dello Sport.
Ciao a tutti, sono Roberto Gualteroni, istruttore di mini basket. Sono qui per presentarvi l'evento dell'anno al Città Fiera, evento sport 29 e 5 agosto. Ma naturalmente fare dell'attività sportiva è qualcosa che vi dà prima di tutto una volontà, un coraggio, una sistemazione anche della propria volontà nel mondo del domani. Vi aspetto tutti all'evento Sport in Festa al Città Fiera il 29 luglio e il 5 agosto. Ciao, ciao a tutti. Ciao, sono Alessandro Talotti. Faccio salto in alto, ho partecipato a 2 Olimpiadi, sono un friulano doc. Vi aspettiamo tutti all'evento Sport in Festa il 29 luglio e il 5 agosto al Città Fiera a Udine per celebrare tutti gli sportivi del Friuli Venezia Giulia. Noi vi aspettiamo tutti presenti il 29 luglio e il 5 agosto per un grande momento di festa che riguarda tutti gli sport. Dal bocciodromo di Tavagnacco è tutto. Vi aspettiamo a Città Fiera! Ciao! Ladies and gentlemen, boys and girls, we hope you had a great time here with us. If you enjoyed tonight, wait till you see what comes next. I campioni italiani Evolution con Let's Swing della Polisportiva Orgnano sono premiati dal signor Genchi Nicola, membro CIPA.